Il 18 maggio a Verona, il 28 aprile a Venezia, se la visita nella città scaligera era stata annunciata da tempo, la presenza di Papa Francesco a Venezia è stata una piacevole scoperta per tutti. Bergoglio sarà nella città lagunare in occasione della Biennale d'Arte. Il padiglione della Santa Sede è allestito all'interno del carcere femminile della Giudecca e saranno proprio le detenute a fare da cicerone al Santo Padre. In programma anche una preghiera nella Basilica di San Marco e forse un passaggio anche alla Basilica della Salute. L'ultimo pontefice a Venezia fu Papa Ratzinger nel 2011. A Verona, 20 giorni dopo, Papa Francesco in arena parteciperà ad un dibattito su disarmo e pace e poi in visita al carcere circondariale di Montorio. È una grande soddisfazione, una grande gioia, questa anche, devo dire, interiore, insomma, mi fa molto piacere. Penso che tutti i cittadini sono davvero entusiasti, e lo dico a nome poi anche di tutta la città metropolitana, è un grande riconoscimento e poi avremo modo anche di poter riflettere, insomma, su tante cose, e l'idea che ci sia a Venezia ancora questo riconoscimento ci sembra molto importante, insomma. Per cui benvenuto, lo accoglieremo a braccia aperte. L'arrivo del Papa a Venezia, insomma, noi lo aspettiamo a braccia aperte, un Papa di grande visione, apertura mentale, non dimentichiamocelo, un Papa vicino ai giovani, e noi siamo onorati anche perché è la prima visita di Papa Francesco in Veneto. Abbiamo avuto gli altri papi, io Papa Francesco ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo almeno un paio di volte, e direi bene, il 28 aprile siamo tutti presenti. E poi a maggio a Verona, quindi un doppio non da poco, così in maniera ravvicinata, e direi ancora il Veneto in prima fila, lo si può dire fino in fondo. Allora insomma questa è una bella stagione per il Veneto e ringraziamo il Santo Padre che ha scelto appunto di fare questa visita, peraltro in occasione della Biennale, quindi un ulteriore elemento sicuramente anche di promozione di questa Biennale. Non ne ha bisogno, ma insomma che ci venga il Papa cambia la storia anche della Biennale. Penso che forse sia il primo Papa che si presenta alla Biennale e sarà presente alla Biennale, quindi è una pagina di storia. Diciamo, sono quelle giornate in cui potrei dire io c'ero.